La bandiera di Maluento sventola ancora sulla tenuta presidenziale della Repubblica dell'isolotto al largo della costa oristanese. Gli indipendentisti di Dodò Meloni mantengono il loro presidio a mal di ventre e sono pronti a proseguire la battaglia per il riconoscimento internazionale del nuovo Stato. Noi qui siamo i padroni. Io ho sempre detto che la nostra non era un'occupazione, la nostra era un usucapione, che è diverso, visto che ci siamo dal 1978. L'isola non sappiamo manco di chi era, allora. Il 27 agosto sarà un anno dall'autoproclamazione della Repubblica. I blitz delle forze dell'ordine, che per 2 volte hanno sgomberato l'isola, e l'inchiesta giudiziaria che ha coinvolto Meloni e i suoi ministri non hanno fermato gli indipendentisti. Meloni nel frattempo non ha smesso un momento di tessere le sue relazioni internazionali. Ha scritto all'ONU, al presidente Napolitano e a Berlusconi, ha suscitato l'interesse delle televisioni di mezza Europa, ha battuto moneta spendibile solo sull'isola, 3 tagli di banconote su cui campeggia anche la sua faccia, ed ha appena ottenuto l'etichetta per il vino di Maluento, un bovale nero e forte della piana della sua terralba. L'anniversario della Repubblica sarà festeggiato con l'emissione di un francobollo. Noi la bandiera qui non l'abbiamo mai ammainata, ce li hanno prese, siamo andati a riprendercele, gli altri che ci hanno preso violentando qualsiasi legalità, perché una bandiera non si toglie assolutamente, su queste cose qua le abbiamo rimesse, le rimetteremo per quanto campiamo e oltre quando camperemo.